Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria Nova, l'unica chiesa palladiana che c'è in città, uno dei 23 siti legati al patrimonio UNESCO in città di Vicenza. Una chiesa dal valore particolare, una chiesa che da tantissimi anni è piena dell'archivio della biblioteca bertoliana. Da tanto tempo l'amministrazione aveva promesso di spostare da qui l'archivio e di poter ristrutturare la chiesa, di renderla quindi visitabile, in particolare in occasione della candidatura a capitale della cultura, ovviamente di Vicenza. C'era stato un impegno preciso da questo punto di vista, un impegno che non è stato mantenuto, nel senso che ancora oggi qui c'è l'archivio, ci sono i libri della biblioteca, è tempo di spostarli, è tempo di rispettare le promesse ed è tempo quindi di riaprire questa chiesa alle visite, al pubblico, ai turisti, ma anche ai vicentini, perché è un patrimonio di tutta la città.